Arena di Cagliari, buonasera da Luigi Falqui con le immagini a cura di Alberto Tosini. Siamo pronti a vivere insieme la 12ª giornata, la prima di ritorno della Serie A femminile, e Cagliari CMB Futsal Team, le inarrestabili, approdano in Sardegna per continuare la loro marcia. 11 vittorie su 11 nel girone d'andata, una striscia da record, una striscia che però non permette alle giocatrici di Massimiliano Neri di stare tranquille, perché dietro c'è una Roma che è sotto solo di 3 punti, sotto per quello scontro diretto. C'è tutto da giocare, e dall'altra parte c'è un Cagliari che ha vissuto un gran finale 2025, ha conquistato il pass per le Final 8, ha conquistato la fiducia per giocare partite come questa, col sorriso, con la voglia di stupire. E allora vedremo oggi se sarà un'altra tappa, un'altra bandierina vincente per il CMB, o se sarà la serata del Cagliari. Lo scopriremo insieme. Al centro del campo gli arbitri si danno il 5 in bocca al lupo prima di cominciare ufficialmente. Gli arbitri sono Pierluigi Minardi dalla sezione di Cosenza e Ionut Cristea da quella del Bano Laziale, cronometrista Giovanni Sanna. Dall'altra parte invece le squadre, il CMB si presenta ovviamente con la sua capitana Di Biase, poi Vanin, Tati, Ion, Renatigna, Belli, Bergamotta, Marta, Valentino, Butima. Oggi vedremo se da subito la sua serata, la serata dell'esordio. Cima Rosa e Carpinetta a chiudere il roster. Dall'altra parte Ricottini, Orru, Pellegrini, Aresu, Porcedu, Virdis, Furno, Cerbone, Mendes, Cochito, Vecchione, tornata subito a disposizione naturalmente dopo essere stata assente contro Bitonto, e infine Cristina Carboni Tonga. Il classico grido di battaglia del Cagliari sotto quello spicchio di tifosi, dove ci sono solitamente anche le conoscenze più strette delle giocatrici. Vediamo chi per primo si presenta dentro il campo. Vediamo subito Renatigna, c'è Marta chiaramente, c'è anche Tati, ci sarà Di Biase naturalmente in porta, si sta sistemando adesso i calzettoni e le protezioni. A chiudere dovrebbe essere ancora una volta Deborah Vanini, il quintetto delle padrone di casa. C'era qualche dubbio sulle divise nella prepartita, che non dessero problemi nel riconoscimento. Credo comunque ogni allarme è rientrato. Sono comunque in giallo entrambi i portieri. Vediamo Ricottina a destra, anzi voi non la vedete benissimo, anzi forse non la vedete per poco, comunque completamente in giallo. Di Biase, portiere del CMB, in giallo con pantaloncino blu scuro, blu notte. Invece Ricottini dovrebbe essere lei a cominciare dentro, immagino già Virdis. Vediamo adesso chi dentro con lei, perché ancora non ci sono le pettine. Dall'altra parte del campo come sempre Di Biase si è avvicinata alle sue compagne a caricarle, a dire l'ultima parola, poi magari anche il gesto di scaramanzia toccando la traversa. Eccolo il Cagliari adesso che vediamo bene, gioca Cerbone, lanciata subito, Cochito, Pellegrini, oltre Ricottini come già detto, e Virdis che invece era chiaro che avrebbe cominciato da subito, dall'inizio. E allora gli ultimi dettagli, e adesso si comincia ufficialmente. È iniziata anche a Cagliari, anche al Palaconia, la prima giornata di ritorno con questo lancio quasi insidioso, alzato le braccia per sicurezza Ricottini. Può tranquillamente però partire dal fondo. E lì vicino c'è Pellegrini, lì vicino c'è Virdis, la palla è per Cochito. Tocca morbido, ma è un regalo a Tati. Marta, ancora da Tati, che ragiona, vuole tornare indietro con pazienza, con calma, siamo solo all'inizio. CMB che però già si presenta davanti con questo 1-2, non trovata Renatigna per poco. Si risistema allora il Cagliari, che deve partire dalla rimessa laterale giocata verso Ricottini. La palla in avanti da Cerbone, il tocco di prima non buono per Cochito. Magari anche un po' di emozione per Cerbone, che ha sempre trovato un po' di spazio pian piano, sempre di più nella stagione. Oggi però titolare in una partita abbastanza complicata. Occhio intanto, liberata Marta, è andata col piattone mancino. Il primo intervento di Ricottini a dire di no, a evitare il gol, a mettere in angolo. Lo schema del CMB che gioca ancora. Adesso il destro di Vanin, respinto per la seconda volta da Ricottini. Già 2 chance CMB, riduce dal 7-0 la Lazio.
vuole sbloccare subito anche questa. Vanin, Marta con la suola, prova a scappare via Virdis, Cagliari deve ancora difendere. Un ragionamento con la palla poi verso Renatigna, non trovata. C'era anche l'opzione centrale con Marta, trovata adesso. La alza per liberarsi, lo scarico, Tati, murata da Coquito che preferisce non rischiare, sta in posizione. Poi Virdis, questo è un buon recupero. Pellegrini lotta col fisico, è cresciuta tanto da settembre adesso, anche fisicamente. Renatigna, scambio per Marta, palla fuori. Primi cambi, è entrata Filippa Mendes, fuori Cerbone. La prima mossa è di Moreno Giorgi, mentre Virdis rischia qualcosa di troppo sulla pressione di Renatigna. Filippa Mendes sbaglia il passaggio, scappa via ma non può più di tanto, infatti torna subito indietro. Il CMB attacca con Renatigna che non controlla perfettamente. Allora Pellegrini scappa bene, bella palla per Coquito, occasione Cagliari con Coquito che va da Pellegrini e a sorpresa il primo gol di questa serata è del Cagliari e di Faustin Pellegrini che come l'è andata segna contro il CMB 1-0 al Palagonia. Meno di 2 minuti effettivi di gioco, fino a qui ha giocato solo il CMB, il gol però l'ha fatto la squadra di Moreno Giorgi. Si riparte col possesso del CMB che prova a verticale subito con Vanin, non ha trovato nessuna compagna. Cinismo quello del Cagliari, cosciente che questa è una partita in cui ogni errore davanti alla porta poi lo si sogna la notte contro un avversario che non concede praticamente nulla. Vanin, Tati 1 contro 1 con Coquito, passa col tunnel, Tati il palo, a dire di no, gran giocata di Tati. Un pizzico di sfortuna alla fine per lei. Un pizzico invece di fortuna per il Cagliari che resta avanti. Doppia sostituzione veloce di Giorgio. Aveva fatto rientrare Cerbone e poi è riuscita subito. Di nuovo spazio a Mendes dentro. Il lancio lungo di Ricottini. Poi di nuovo fuori Mendes. Quasi come se c'è da difendere meglio Cerbone, questa è l'interpretazione, sembra essere questa. Quando la squadra possibile fuori tocca a Mendes, intanto subito il lampo di Renatigna 1-1, ha già rimesso le cose a posto la squadra di Neri con la sua numero 9, con la capocannoniere del campionato che sale a quota 21 gol. Inizio di partita che sembra comunque promettere bene, mentre fisicamente problema per Cerbone che, se avete notato, adesso non la vedete, la vedrete però a breve, anzi forse se già la vedete all'angolo. Lei ha già una fasciatura alla coscia sinistra, un problema alla coscia, ora però il controllo sembra essere più sulla schiena. Vediamo se potrà continuare, ma sembra di sì perché non la vedo neanche zoppicante. Pellegrini intanto cerca uno spazio, la palla ancora in campo e si gioca. Tocca bene Coquito, Pellegrini, alla fine la palla è uscita, gioca subito il CMB da Renatigna. Vanin, 2 finte, poi va per la porta, non la trova per poco. Coquito alza il lob, la testa di Vanin, gioca praticamente solo in una metà campo. Cagliari quando può prova l'uscita col lancio sulla corsa, non l'ha più avanzata, questa volta non c'era nessuna, però là davanti con Pellegrini che era tornata indietro e adesso è lei che va a difendere su Vanin.
Copertura invece attenta di Virdis, tanto nuovo cambio Giorgi, ancora 0 cambi invece per Neri, spazio ad Anita Furno. Per adesso fuori Coquito. Una buona idea di Furno per Mendes, palla fuori. Tra l'altro Mendes secondo me neanche se ne è accorta, o almeno non si era resa conto che la palla fosse così corta, immaginava forse di ritrovarsela più avanti. Renatinha, Tati, Marta, Tati, Vanin si libera per andare col mancino, alla fine l'ultimo tocco non è suo, è angolo CMB. Sistema Tati, sta già contando l'arbitro, Virdis soltanto sfiora, poi Marta, sporcato il suo tiro, l'applauso di Giorgi, col cuore anche il Cagliari a difendere come può, non bene la Ricottini e paga questo errore, Renatinha fa per 2 e porta avanti il CMB, 1-2 al Palaconia. È stata perfetta in questo avvio di partita Ricottini con 2 interventi e mezzo ottimi, una respinta troppo corta, è costata il gol subito. Troppo spazio comunque per Renatinha. La marcatura sarebbe stata di Virdis, poi però Virdis è avanzato in pressione, ha lisciato quel pallone e da lì è arrivato il gol. Adesso lo cerca il Cagliari invece con Pellegrini che va col destro. Viene murata, angolo Cagliari e si propone in avanti, per la prima volta potrà costruire, ragionare un'azione d'attacco la squadra rossoblu che sta per mettere dentro Vecchione. In mezzo per Pellegrini intanto. Pallone più semplice del previsto per Angelica Di Biase. Dall'altra parte subito Vanin, secondo palo del CMB. Mendes fa tutto lei, Mendes, poi Furno che cerca il colpo di prima, non inquadra lo specchio. Con calma il CMB, il Cagliari con pazienza deve attendere basso. Vecchione lì a dar fastidio, è iniziata la sua partita. Gli occhi su un'altra che inizia la sua partita, ovvero Federica Belli che aspetta il pallone a destra. Marta la vede, adesso va da lei. Vanin, Renatinha, Belli, Renatinha, non bene per Vanin, rimessa a Cagliari. Sta per entrare nel CMB Butima, tra poco il suo esordio. Tutta la sua emozione per aver chiuso il 2025 con l'ultima presenza con il Tiki Taka, giocatrice che ha fatto la storia della nazionale italiana e che sia che il 2026 non veda scrivere un altro capitolo importante e soprattutto vittorioso della sua carriera con la squadra. L'inizio stagione era stata pronosticata come la migliore, intanto la migliore in campo è sicuramente Renatinha che fa tripletta, 1-3, troppo sola col mancino, secondo me Ricottini neanche l'ha vista partire, ma intanto Renatinha implacabile, allunga il CMB Futsal Team. Eccola Butima, il primo tocco della sua avventura col CMB. È valso un calcio di punizione conquistato. Butima che si presenta avanti, la palla è per lei, subito Butima ragiona, alla fine gioca per Renatinha, si presenta in mezzo, è arrivata anche Belli con la suola, chiuso Furno. Dall'altra parte Mendes corre, c'è Furno a destra, Mendes cerca subito la porta, non si è fidata dell'opzione passaggio, in effetti non era un'opzione così sicura. Poi Virdis finta, mancino murato, ancora Virdis, rimpallo e poi l'ultimo tocco è suo, se ho visto bene,
non è d'accordo Virdis e infatti alla fine ha ragione lei. Angolo Cagliari. Altissimo il mancino di Vecchione. Belli, Butima, Renatigna, Vanin, Renatigna, ancora Renatigna, poi Vanin, provato a fuggire via Virdis, fermata subito. Dall'altra parte Belli è in fondo, vuole andare a rimorchio, il controllo di Renatigna, ragiona, una palla un po' troppo lunga per Vanin. Alza il pallone Ricottini, Butima, il duello con Vecchione, vince la numero 6. Butima, Renatigna, Tati appena rientrata, subito col pallone tra i piedi, ancora da Renatigna, l'unica per adesso che è rimasta in campo dall'inizio, insieme ai due portieri a Virdis. Renatigna intanto bella finta, Renatigna arriva, Belli chiusa all'ultimo, Furno poi si deve difendere, perde palla senza fallo, Butima, Ricottini quasi la perde, c'è Mendes che poi allontana via un pizzico di timore. Comincia a contare Minardi, pallone giocato corto, il CMB riprende subito quota, il Cagliari rinuncia a quel tipo di pressione, preferisce aspettare e poi far male in ripartenza, un'idea poi neanche tanto sbagliata perché è arrivato così 1-0, è arrivata così un'altra chance e mezzo, il problema è che appena aumenta i giri il CMB fa male con la sua tecnica e infatti ci ha messo poco a ribaltare il risultato. Butima obbligata a tornare indietro con l'aggancio, Belli, Mendes la chiude davanti agli occhi di Giorgi che applaude, sempre uno molto energico Moreno Giorgi, più tranquillo, più composto, braccia conserte invece Massimiliano Neri. Tati, il passo in avanti di Ricottini che ha di fatto chiuso tutto lo specchio a Tati, una bella giocata inizio partita, subito poi il gol di Pellegrini, tunnel e poi il palo, adesso è lei che batte l'angolo, lo scambio con Renatigna, Vecchione si oppone, altra palla in mezzo, Butima l'ultima a toccare, Furno apre Mendes, arriva Vecchione col tunnel, ma Renatigna ce l'ha ancora lì, Renatigna allora fino in fondo, non credo Ricottini, non credo sia stata lei a toccare per ultima, salvataggio Cagliari, attacca ancora il CMB che adesso fa riposare almeno per un po', Renatigna era l'unico che ancora doveva girare, spazio a Roxion, Belli con Mendes, Belli credo abbia chiesto a Cristea il fallo di mano, gioca comunque il CMB, eccola Ion, Tati ancora dalla numero 7, poi Butima, Ion legge Furno, è la più avanzata, Furno allora deve andare da sola, vuole ragionare, Furno va col destro, il palo, sfortunata Furno che prima ha scelto di aspettare
Poi ha capito che doveva fare tutto da sola e lo stava facendo molto bene. Soltanto il palo, ha detto di no, sono già 3 i legni colpiti in questa partita. Mendes gioca da Vecchione, scambiano le due. Suola, chiusura e ancora possesso Cagliari. Indicazioni di Giorgi a Furno di salire, di non avere il timore di giocare. Ricottini prova a metterla in mezzo, ma si crea un buco. Corre allora Ion, Butima può andare in mezzo subito col mancino. Tati non chiude come avrebbe voluto questo contropiede perfetto e si resta 1-3. Pellegrini voleva Vecchione, contentissima Vecchione, ha mimato l'occhio per dire guarda dove sono, perché lei si era staccata e avrebbe preferito un pallone lungo e non una palla incontro. Ion, Butima porta palla a Tati con l'esterno. Belli ragiona ancora con Tati. Ion in mezzo c'è Butima, ma Ion si è dimenticata il pallone. Possesso regalato al Cagliari. Prima di battere però time out, il primo chiamato nella partita, chiamato da Moreno Giorgi, che vuole mettere a posto qualcosa. Clima abbastanza sereno al Palaconia, come sempre. Ci sono anche quei tifosi del Cagliari Calcio che hanno l'anno scorso imparato ad apprezzare sempre più, a supportare anche il femminile calcio a 5. In generale però c'è anche la consapevolezza che questa è una partita che difficilmente puoi vincere, difficilmente puoi anche tenere aperta fino alla fine. La consapevolezza che questa è di quelle partite, da parte Cagliari naturalmente, che deve anche un po' approfittare per provare determinate cose. D'altra parte il CMB inarrestabili sì, ma con una Roma sempre alle calcagna, con solo 3 punti di differenza, e per questo la partita va presa più che seriamente. E infatti titolare in campo, e infatti dopo la prima scossa del Cagliari in quel momento è salita in cadra Renatinha, ma in generale tutta la squadra. Proprio il CNB, prima squadra a rimettere posto in campo, non è cambiato niente, sempre oltre naturalmente a Di Biase, Butima, Ion, Belli e Tati, dall'altra parte oltre naturalmente a Ricottini, che poi naturalmente chissà che non ci sia la staffetta a fine primo tempo tra lei e Carbonitonga. Intanto dentro sono rimaste Mendes, Pellegrini, Furno e Vecchione. Alla fine la mette fuori Pellegrini, subito la pressione di Butima. Tati, Ion, ancora Tati. Belli vuole girarsi, altra finta, palla toccata da Mendes. Belli è tornata indietro da Butima. Ion, Tati cerca un corridoio, bella idea per Butima. Pellegrini la obbliga a retrocedere, dunque lo scarico. Di nuovo Butima riflette, ragiona, avrebbe voluto un certo movimento che non è arrivato da parte di Belli. Poi Tati, Butima manca l'aggancio, non ha trovato il varco per il tiro il CMB. Non si chiude invece questo 1-2, ma perché c'è stato fallo, cambia allora. Per ora fuori Furno e Mendes, Cochito e Virdis. Neri ridà spazio Vanini in campo. Ecco il suo tocco. Suola per scappare avanti. Tati, anche Marta è rientrata. Fuori per ora Butima. Tati. Lettura di Cochito che vorrebbe andare a destra, ci ha pensato 2 volte, ci ha provato anche
Buona copertura del CMB, che dall'altra parte ora attacca di nuovo con Vanini, il tocco di Pellegrini per mettere fuori. Con la mano Riccotini ad innescare il contropiede Cagliari con Virdis, bella palla per Pellegrini di Biase, questa volta fondamentale in uscita, poi il calcione per evitare qualsiasi ulteriore problema. L'uscita con la manona di Riccotini ha rilanciato il Cagliari in avanti, poi Virdis ha trovato anche lo spazio per far passare quella palla, per trovare Pellegrini, decisiva di Biase, che da un po' era solo una spettatrice in campo e adesso fa un altro intervento, questo sicuramente è molto più comodo. Il Cagliari intanto è tornata dentro Cerbone dopo la botta, abbiamo visto bene alla schiena. Adesso di nuovo dare una mano alle sue compagne in campo mentre si gira Marta, il duello con Coquito, ancora questo duello sudamericano vinto alla fine da Marta. Angolo, Vanin, palla in mezzo, proprio Marta col destro non ha trovato la porta. Si resta 1-3, mancano sempre, anzi mancano 7 minuti da giocare prima dell'intervallo. Virdis, Pellegrini, obbligata allo scarico, Coquito poi va lunga, Vanin, quasi una mossa di taekwondo, Marta giocata, Mancino per l'1-4, stavolta la precisione di Marta non lascia scampo a Riccotini, allunga il CMB. L'andata aveva vinto 5-1 davanti al suo pubblico contro il Cagliari, era il 20 settembre e oggi la possibilità di fare ancora meglio c'è, come vedremo se sarà così. Renatigna intanto per Tati, non c'è nessuno, Vanina è rimasta al suo posto dietro a coprire. Gheorghi invece ha fatto entrare Svevoru, primo sprazzo di partita per lei, palla per lei lunga, può soltanto però andare a dar fastidio, poi la palla messa in mezzo, più che un tiro, stava arrivando Renatigna, anche lei ha ritrovato posto dentro, Riccotini sta brava. Non preciso invece il filtrante di Virdis, che deve arretrare e dare una mano a difendere. Renatigna, Marta, ancora Marta, adesso Mancino fuori, non c'era più quello spazio per cercare il secondo palo. E partita con quell'idea, l'ha portata a termine, ma l'ha fatto quando era molto più difficile trovare lo specchio. Virdis, Coquito, Mancino, Murato. Nuovamente Coquito disdegna il tiro anche dalla distanza. Questa volta Murata, Riccotini alza la palla, buona per Mendes, Filipa Mendes. Stavolta nessuno era pronto a porsi al tiro, palla che però si è alzata troppo. Lancio lungo allora subito per Marta, Mendes copre. Il CNB ha trovato intanto posto Valentino. Commentano negli ultimi minuti le rotazioni di Neri. Forte anche di un punteggio che già inizia a sorridere abbastanza a quello che è il miglior attacco del campionato. Altro Mancino intanto al volo. Miglior attacco che è salito da 65 gol in questo momento a 69. Se vogliamo trovare un difetto a questa squadra invece la difesa, che con
attualmente, compreso quello di oggi, 22 gol subiti nella seconda, un campionato con la Roma che si è presentata questa giornata con invece 19 gol subiti. Però c'è da dire che quando segni così tanto, un gol in più, un gol in meno subito non fa tanto la differenza. Filipa Mendes, ultimi 5 minuti del primo tempo, recupera alto ancora una volta il CMB. Renatinha, da Valendino a Marta, ancora Valendino, Vanin, Marta, Renatinha, una palla che non era per lei, se l'è ritrovata lì, adesso si propone a destra Renatinha. Marta vuole fare da sola, recupera allora Virdis, 3 contro 2 del Cagliari, Virdis per Orru che controlla col mancino, controllo e poi di punta, ma non ha trovato la porta. Marta, da Valendino a Vanin a Renatinha, Vanin, Marta 1-2 con Vanin che calcia male, non c'è stata deviazione, l'ha proprio colpita male, leggermente disturbata sulla coordinazione. Anche qualche sguardo forse per capire se ci fosse stata effettivamente una deviazione, però non c'è stata. Coquito, bel tracciante lungolinea per Vecchione che vuole guardare la porta ma deve difendere la posizione. Alla fine uno scarico per Virdis, tutto il Cagliari all'attacco adesso con Virdis. Mendes si difende dalla pressione di Marta, sceglie poi di tornare indietro da Coquito, non lascia spazio il CMB. Coquito allora se lo prova a inventare, poi un tiro, un passaggio, un modo per vedere che il pallone uscisse, ma il pallone è uscito lo stesso. Tavanin a Valendino, Renatinha, ancora Renatinha, Vanin, la fa ancora girare il CMB con Marta che mette in mezzo, è un tiro cross, palla poi a rimorchio, Valendino era troppo avanti. E allora Virdis, altro contropiede, c'è Vecchione a sinistra, Virdis da Vecchione, può controllare, può fare tutto, se la allunga troppo e poi non ha più compagna, poteva fare tutto Vecchione, non ha fatto bene il CMB, adesso va all'attacco con Renatinha, buona il doppio passo, Marta fa sedere Vecchione, scarico, poi la botta di Vanin che va fuori. Non al 100% Vecchione, un po' sofferente anche fisicamente, Rongi in campo ma non sembra stare bene. Settimana scorsa fuori dai giochi o virus o comunque sintomi influenzali, probabilmente che si è trascinata ancora fino a oggi. Si è dato uno sguardo alla panchina del Cagliari, si vede, è sofferente, la numero 77. Renatinha intanto, Marta, ultimi 2 minuti del primo tempo, Renatinha, la spallata di Virdis per disturbarla, il pallone che il Cagliari alla fine, perché Virdis ha usato solo la spalla, poi l'ha protetta Mendes. Renatinha non ci sta, però si è visto abbastanza bene dalla mia postazione. E poi insomma lì c'era anche l'arbitro veramente attaccato. Quale miglior visuale di quella? Marta intanto, fermata la Furno che ha appena ripreso posto, allora vuole partecipare anche Furno all'attacco, subito però Cerbone che non ci ha pensato 2 volte, per la prima volta ha potuto guardare la porta e provare a tirare, l'ha fatto, anche se non col miglior risultato.
Però c'è da dire, un Cagliari a suo modo pungente, sempre pronto ad approfittare degli spazi lasciati dal CMB. Più che altro quello che è mancato dopo l'1-0 è proprio il cinismo, quello che avevo elogiato invece dopo la rete di Pellegrini. Poi ci sono chiaramente anche i metri del CMB che non lascia mai giocate semplici, giocate soprattutto tempo per ragionare. Questo invece è un regalo per Mendes che non può sbagliare. Settimo gol in campionato di Filipa Mendes per accorciare le distanze, per ricevere questo applauso di un pubblico che non ci crede tantissimo a un'operazione rimonta, che però si gode almeno una squadra di casa che non vuole mollare. 2-4 il punteggio. Renatinha, 45 secondi all'intervallo, 6 gol, partita divertente. Vanin ragiona, vuole far uscire anche il Cagliari. Renatinha, Marta da Renatinha che vuole ora fare tutto da sola, poi bella scambio con Marta che risponde subito. Quinto gol del CMB, doppietta di Marta, 2-5. Gestione del pallone, dell'azione perfetta. La dedica con bacio poi di Marta. Ancora 10 secondi, anzi 11, dove si è fermato il timer dal tabellone. Testa di Mendes, 9 secondi, poi sarà intervallo, l'ultimo attacco del CMB. Renatinha, mancino, murato da Vecchione. Che è visibilmente in difficoltà. Termina intanto il primo tempo, è avanti 5-2 il CMB, tripletta di Renatinha, doppietta di Marta per la squadra di Massimiliano Neri. I gol invece per il Cagliari di Pellegrini e Filipa Mendes. A tra poco.
Di nuovo live dal Palaconia di Cagliari, 2-5 il punteggio dopo il primo tempo tra Cagliari e CMB, un CMB che ha fatto la sua partita, si è imposto come era prevedibile. Il Cagliari però ha dato quel colpo a inizio sfida, il gol di Pellegrini del vantaggio per una breve illusione di un copione diverso, e invece tutto per adesso sembra dire che il CMB vincerà la sua 12ª partita consecutiva. È una partita però ancora da vivere, una partita che, come era pronosticabile, vivrà nella porta del rossoblù la staffetta. Carboni Tonga tocca a lei, ha fatto bene nel secondo tempo contro Bitonto, ha fatto bene una settimana ricca di impegni la sua, con gli impegni anche con l'Under 19 che si è arresa. La Lazio mercoledì non è riuscita ad accedere alla Final Four di Coppa, Final Four che si disputerà poi nello stesso periodo della Final 8 ad aprile, nello stesso luogo tra l'altro, la Final 8 di Serie A. Il Cagliari, insomma, auspicava, sognava di poter vivere una maxi trasferta tutte insieme. Così non sarà, e comunque l'Under 19 che sta portando dalla sua ottimi risultati, ha giocato anche ieri, mentre che vi racconto l'andamento della settimana rossoblu. Anche il CMB ha ritrovato posto in campo. Per il Cagliari parte Furno al secondo tempo insieme a Cochito, Vecchione e Virdis, oltre che proprio Carboni Tonga. Dall'altra parte si vede già Butimà, Renatigna, Vanin e Tati, quindi spazio a Butimà. Sembrerebbe Butimà che è stata presentata nei canali del CMB il 3 gennaio, bisogna aggiornare ancora quella maglia, manca il suo cognome, il 6 invece, il suo 6 è ben presente, ha iniziato molto bene, chiaramente si augura a lei di regalarsi il gol, questo esordio, in attesa poi dell'esordio che sarà casalingo nel prossimo turno contro l'Odoce Verona. Per il Cagliari invece il prossimo turno scontro diretto, almeno scontro per evitare, diciamo, di avvicinare la zona bollente della classifica contro la femminile Molfetta. E intanto è iniziato il secondo tempo col primo lancio in avanti del Cagliari, e adesso con il primo possesso del CMB che imbastisce la prima azione del secondo tempo. Vanin, Renatigna, Butimà, 1-2, Renatigna ancora da Butimà, Vecchione, poi Renatigna, se l'è ritrovata lì, ha calciato e ha mancato per poco il poker. Subito pericoloso il CMB dopo nemmeno 30 secondi effettivi. Cochito, Virdis, Furno, Virdis in avanti, non si sono capite con Vecchione che aveva scelto l'altra fascia anche per rendere sulla carta più facile, più comodo l'appoggio. Così non è stato. Renatigna, Butimà, Tati ancora nel vertice basso, un CMB che ora ragiona con Vanin, Renatigna e ancora Deborah Vanin, Marta T, ancora Tati, con pazienza il CMB che si accontenta che di tornare indietro anche per far uscire il Cagliari, che fin dall'inizio ha scelto di aspettare, di non uscire troppo in pressione, di accettare anche queste soluzioni da lontano del CMB e soprattutto di essere poi pronto, reattivo per i contropiedi, le uniche soluzioni che comunque ha sofferto la squadra di neri. Butimà intanto, Suola, arriva Renatigna fino in fondo, in mezzo per Butimà, che l'ha presa con l'esterno del piede destro, festeggia il gol all'esordio, altra dedica, altro cuore questa volta di Butimà dopo quello di Marta. 2-6 nel punteggio.
riprende il gioco. Carboni cerca di metterla forte, guadagna almeno la rimessa il Cagliari, che così può attaccare. Vecchione, Suola, alla fine un passaggio a Renatigna. Vanin sbaglia il tocco per Tati e il Cagliari può di nuovo proporsi in avanti. Sul pallone Furno, incontro Virdis. Carboni prova ancora a cercare la porta, respinta la sua conclusione, che però per la seconda volta permette al Cagliari di restare avanti, di impostare una nuova azione. Allora per questo ancora Carboni non disdegna la possibilità, ma stavolta con la porta vuota punisce Renatigna. L'aveva sfiorato poco fa il poker, questa volta l'ha realizzato. 2-7 con Palaconia. Leggerezza rosso-blu punita immediatamente da Renatigna. 24 gol in campionato per lei, sempre più a capo della classifica goleador di questa Serie A. E ancora Renatigna che strappa il pallone a Virdis, poi Tati, Coquito ha recuperato, si guarda intorno alla boliviana, sceglie Vecchione, ci arriva Vecchione che prova a giocare in mezzo alla cieca, quasi la disperata perché non aveva modo poi più di controllarla, non ha trovato compagna. Vanin, Butima, la lascia lì ancora per Vanin, di nuovo in mezzo, Carboni si allunga, Butima già pregustava la doppietta, così non è stato, poi Virdis si avventura in avanti, bella giocata di Virdis, cerca una Suola, dimentica il pallone. Inizia il secondo tempo di Filipa Mendes, un gol per lei nei primi 20 minuti. Fuori però la Vecchione, stanno per trovare spazio per la prima volta nella ripresa Pellegrini, che invece ha segnato il primo gol di questa partita, e Orru. Renatigna, Butima, ancora Butima, alla fine va per lo scarico da Vanin a Tati. Renatigna, Vanin con la Suola, di nuovo Renatigna, arriva Butima a destra, la scelta invece è ricaduta su Vanin, scambiano ancora le due, si propone poi proprio Vanin, vista, difficile però da servire, e allora eccolo qua, i passi indietro di Tati, anche per far venire fuori il Cagliari, e quando deve difendere in questo modo è molto attento, però appena commette un piccolo errore poi il CMB è letale. E infatti ha segnato 7 gol e può arrivare anche all'ottavo. Vediamo se con Vanin che sceglie Marta, ancora Vanin, poi indietro Renatigna, Suola, Tati, Marta, ricomposto il quartetto di movimento titolare. Renatigna, Suola, ancora Vanin, non si erano proprio capite le due, ancora poi Renatigna, difficile da fermare, ancora Vanin, fa quello che vuole il CMB. Vanin, alla fine Mendes si immola e mette in angolo. Allarga le rotazioni adesso il CMB, spazio a Roberta Bergamotta. Carboni, errore, nuovo attacco CMB. Marta, Renatigna, poi in mezzo forte Vanin, non trova deviazione e invece una c'è stata, anche se non verso la porta. L'ultimo tocco è del Cagliari, angolo CMB. Bergamotta sul pallone, appena entrata Ion già si propone
legge bene Coquito che tiene anche la palla in campo, vuole scappare via, cerca Pellegrini, la mette il fallo Coquito, poi Pellegrini sradica il pallone a Renatigna, ma se la porta fuori. C'è la segnalazione che è stato lasciato il vantaggio al Cagliari per l'intervento giudicato dunque falloso subito da Coquito. Fallo dunque segnato. Chiede spiegazioni Neri, mi risponde Minardi. Cristè invece nel colloquio per segnare tutto con il cronometrista Giovanni Sanna. 2 soli falli nel primo tempo. Un fallo per ora in questa ripresa. Orru, Coquito. Cagliari offensivo, il suo quartetto di movimento in questo momento per provare a dar fastidio al CMB, che però contiene e gestisce, poi prova ad andare avanti tutta con Renatigna, la palla di ritorno per lei, la può giocare, forse c'era anche la mano di Orru, però alla fine CMB ha concluso l'azione col destro di Bergamotta, c'è stata anche la deviazione e per questo sarà angolo. Roxion stavolta. Occhio Marta dietro, ecco la palla per lei, ha colpito male. Pellegrini, palla in avanti, Orru prova a resistere col fisico, la tocca Ion, guadagna metri la squadra di Giorgi. Molto più tranquillo del solito al suo posto, quello consapevole della disparità tra le due squadre. Giorgi è uno che si scalda tanto. Anche lui oggi però abbastanza rassegnato. Vediamo come sfrutta questa punizione il Cagliari. C'è Carboni Tonga, può essere palla direttamente per lei, oppure vediamo se Mendes prova ad andare di forza verso la porta. Carboni, eccolo il destro, Murato. Così però troppo facile da leggere come soluzione, sia perché è prevedibile, sia perché poi o vai a calciare di prima o comunque controllo molto veloce, altrimenti l'avversario è già lì addosso. Questo destro invece, a prescindere dal suo esito, non è regolare, il pallone era già uscito. E mezza ancora. Marta. Ion, Bergamotta, Roxion ancora, ad imbastire a guardare, poi Renatigna per la corsa di Bergamotta, Pellegrini fa buona guardia. Occhio Marta che prova a mettere in mezzo, o forse cerca direttamente la porta, così sembra, non l'ha trovata, non c'è stata deviazione. Coquito, leggermente lungo questo pallone, non ci arriva Vecchione. Ion, Renatigna, Bergamotta, Renatigna, la fa girare. Il CMB stavolta
interrotto dalla deviazione di Vecchione. Possesso ancora della squadra di neri. Renatigna si gira, chiude Filipa Mendes. Da dietro il CMB. La chiusura di Pellegrini, ancora una volta è brava a far valere il fisico. E miglior realizzatrice in stagione del Cagliari. 8 gol. È stata acquistata per questo, ci ha creduto il Cagliari. La verità è che alle rossoblu quest'anno se è mancato qualcosa, a parte magari quella giocatrice in grado di saltare l'avversario 1 contro 1, che fa la differenza offensivamente, sono stati i gol di Vecchione, uno scorso che ha concluso la stagione in doppia cifra. Per adesso soltanto 2 gol per lei, anche con un pizzico di sfortuna con le condizioni fisiche. Lei poi che è chiamata a un lavoro molto fisico da pivot, a giocare di sponda per i suoi compagni. Tanti movimenti invece del CMB. Può fare quello che vuole, sta facendo il bello e il cattivo tempo in campo. Neri si può permettere tutte le rotazioni che vuole. Il Dream Team costruito per vincere tutto quest'anno, campionato e coppa. Fino a qui attese soddisfatte. Intanto però pallone perso e subito Pellegrini ha cercato la porta, ha chiuso le gambe col tempo giusto Di Biase. Reattivo il portiere del CMB, attacca il Cagliari per mantenere viva questa partita. Coquito con la forza in 2 tempi, sicura Di Biase che va subito lungo da Ion. Pellegrini mette il tacco come un passaggio per Belli, appena entrata perde l'occasione per andare al gol che ha trovato nell'ultimo turno nella vittoria 7-0 contro Lazio. In quella partita in gol anche Ion, oltre che le solite Renatigna e Marta. Marta che è diventata oggi la seconda miglior realizzatrice, salendo a quota 14, superando di un gol Vanin per ora, perché c'è ancora da giocare. Coquito intanto, mancino deviato, di nuovo angolo Cagliari. E a proposito, citata, torna dentro Vanin che forse appena ha sentito la notizia ha detto no, mister mi faccio entrare perché voglio subito pareggiare i conti con Marta. Vecchione al volo, ci ha provato, la respinta di Ion, poi Vanin a lanciare proprio Marta. Pellegrini, altra buona chiusura, angolo CMB, doppio cambio Cagliari, tornano dentro la sarda per eccellenza di questa squadra Virdis, la sarda per adozione Furno. Destro forte di Vanin, respinto, poi Virdis si lancia in avanti, c'è Pellegrini a destra, Virdis perde l'attimo, disturbata anche bene, anche e soprattutto dal ritorno di Belli. Vanin, palla ancora per lei, scambia con calma con Tati, poi aggiunge a questo giro palla Marta, palla di ritorno troppo lunga. Virdis, Carboni Tonga cerca di mettere pallone buono in zona
Furnevecchione, stavolta forse anche con un po' di fretta perché aveva lo spazio per andare avanti. Poi il pallone verso la porta di Pellegrini, riflesso di Biase. Ancora attacca il Cagliari. Furno Murata e credo sì, ultimo tocco suo, conferma la decisione di Cristea. Tati. Vanin, Pellegrini, la palla resta lì, Belli ancora, il mancino sul palo. Altro legno, dovremmo essere, se ricordo bene, a 5 in questa partita, 4 il CMB. Belli intanto spreca un'altra grande occasione. Marta, destro, questa volta non ci arriva Carboni. Sono 3 le reti di Marta in questa sfida. Dilaga il CMB 2-8. Ancora dedica di Marta e poi il 5 a Butima che ritrova posto. Manca l'aggancio Vecchione. Tati. Vanin. Lo scambio con Belli. Adesso Butima. Tati. Incontro Belli. Attacca lo spazio Butima. Palla per lei. Alla fine poi è anche rimasta vicina Butima. Tati invece. Tackle di Vecchione. La palla comunque ancora del CMB. Ora non più. Appena l'ho detto. Ma perché c'è stato l'errore nel controllo di Tati. Come nel primo tempo, rimessa in zona difensiva per il Cagliari, ma prima di battere il time out chiamato proprio dalla squadra di Moreno Giorgi, che con calma parla alla sua giocatrice. Vi ho detto poco fa che solitamente lui è uno più mulo di incandescente, comunque uno che si fa sentire di più in campo e non solo, tant'è che ci hanno riso anche le sue giocatrici per Natale, il classico Secret Santa che si fa in tante squadre, ma insomma in tanti anche gruppi di amici, in tante famiglie. Al mister è arrivata una confezione, adesso non ricordo se fosse una camomilla o comunque tisana, qualcosa per calmare, con la sua faccia stampata. Questa idea simpatica delle giocatrici rossoblu. Oggi chiaramente tanto lavoro sulla tattica, sull'atteggiamento per loro. CMB che invece proverà sicuramente qualche schema, qualcosa, ne li potrà giostrare come meglio ritiene, soprattutto con maggiore serenità. Le rotazioni può sicuramente anche approfittarne per affinare subito l'intesa di Butima con le sue nuove compagne. Gioco ripreso. Lancio lungo di Carboni Tonga. Non ha trovato compagna, questa è la soluzione comunque sempre provata dal Cagliari, che si ripresenta dopo il time out con Cerbone dentro. Il piede di Furno guadagna metri il CMB. Belli nello spazio per Vanin, non trovata, poi Virdis difendersi dall'attacco. Filippa Mendes prova a sgasare, idea poi per Cerbone che invece si era presa il centro e non c'è stata alcuna compagna salita subito a destra, poi è andata bene alla fine il Cagliari con quella deviazione. Scivola Cerbone che chiede scusa. Pronto il cambio in porta per il CMB, a proposito di rotazioni leggere, a cuor leggero per Massimiliano Neri.
Sta per entrare Cimarosa, intanto il mancino di Vanin che comincia a giocare fortemente per entrare nella lista dei marcatori di questa partita. Incespica Virdis che poi rimedia giocando da Mendes, non si chiude l'1-2. Vanin, Mendes, calcia in angolo, vuole battere velocemente Vanin, deve aspettare un secondo in più ma trova facilmente Tati. Belli, duello con Furno, alla meglio questa volta Furno. Possesso Cagliari, il cambio intanto è avvenuto, è entrata in campo Laura Cimarosa. Si riposa, credo definitivamente per oggi Di Biase, a meno di avvenimenti straordinari come una rimonta del Cagliari. Commenterebbe lo spettacolo nel finale, ma il CMB è vero che forse si può dire ha rallentato, ma sempre cercando il gol, cercando di attaccare. Di nuovo dentro Ru, fuori Cerbone. Belli fino in fondo, poi la palla non la trova più. Possesso Cagliari. Virdis, Orru, Mendes, Furno, lancio lungo. Non ha trovato nessuno. Possesso CMB che nel mentre fa altri cambi. È uscita Marta ed è entrata Alice Carpineta, l'unica che ancora doveva trovare posto in campo nelle giocatrici di movimento. Anzi, a questo punto, visto che è andata Cimarosa, proprio l'ultima ancora aspettava di trovare posto oggi. Tati, doppia finta, chiusura di Orru. Ultimi 5 minuti effettivi di gioco. È pronto ad entrare Cochito. Butima intanto. Lettura di Mendes che si avventura in avanti. C'è Orru a sinistra. Mendes fino in fondo. Poi Cimarosa quasi faceva un autogol tra l'incredibile e il comico. Il CMB con questo flipper alla fine se l'è cavata il CMB. Vicino alla terza rete il Cagliari. Poi mano. Allora, il colpo di mano c'è stato, però effettivamente quello di Vanin è braccio di fronte alla faccia, praticamente sul corpo. Questo è da rivedere. Però prima impressione è che il rigore non ci sia. Unico episodio dubbio fino a qui. Vediamo se riesco a rivederlo adesso. Andrebbe rivisto meglio effettivamente. Però sicuramente il braccio è veramente vicino. Un episodio che chiaramente non cambia l'economia della sfida, però poi è chiaro che quando giochi vuoi che non ti venga tolto niente. Furno, Virdis ci prova col destro, palla out, rimessa dal fondo. Stavolta invece le proteste di Furno e non solo, ma qui nessun dubbio che i due arbitri abbiano visto bene. Butima, palo di Tati, arrivata da dietro, altro legno.
Carpineta, Tati, poi Vanin, legge bene Virdis, nuova azione Cagliari con Mendes che si è allungato troppo. Allora dall'altra parte Vanin nella sua corsa, adesso l'occasione per calciare, rientra sul destro Vanin, ne ha fatte fuori due con un solo movimento e poi la messa all'angolino, voleva il gol, l'ha cercato e come negli ultimi minuti, alla fine l'ha trovato. 2-9 Vanin. E adesso lascia il campo col sorriso. Virdis, tocco di Renatigna, non è fuori. Ci ha provato Carboni, troppo alto, e poi forse lamenta anche un dolore con la coscia destra. Carpineta, ultimo tocco suo. Coquito, 2 minuti e mezzo, anche meno, l'incontro Porcedu, mentre ha trovato posto. Occhio intanto a Ru, ancora Ru, un'altra chance, cerca il cucchiaio con la testa, il salvataggio da parte di Cimarosa. Ancora Ru per la terza volta, stavolta respinta. Pericolo Cagliari, costruito con la 2009 Martina Porcedu e poi con la 2008 Sevauru. Un Cagliari che quando può lascia posto anche alle più giovani per farle crescere. Adesso però c'è da inseguire questo contropiede fino in fondo. Renatigna da Tati, poi Renatigna vuole entrare in porta col pallone, Carbone dice di no. Doppia grande chance sprecata da Orrore, rincuorata con una pacca. Adesso si è visto bene da Martina Carta lì in panchina. Effettivamente poteva fare molto di più. Orru lanciata a tu per tu con Cimarosa. Attacca il CMB. Valentino, Renatigna, Tati. Dall'altra parte per Carpineta, un pallone non comodissimo, non l'ha agganciato alla numero 20. 91 secondi ancora da giocare. CMB a un passo dalla 12ª vittoria su 12. Vediamo se arriva anche il 10° gol. Arriva la gioia di un po' tutta la squadra, anche in panchina, perché il gol è di Carpineta. Primo gol in campionato per lei. 2-10. Giorgi però non è contento per qualcosa, non so per che cosa abbia protestato con Minardi. Adesso problema alla rete. Che viene sistemato sotto gli occhi attenti di Ionut Cristea. Tutto risolto, riprende il gioco nel suo finale Mendes, Porcedu, fermata Porcedu, allora ancora attacco del Cagliari, Valentino, attacco del CMB, Renatigna, dall'altra parte in mezzo Ion, Carpineta ha sfiorato la doppietta. Salvataggio Cagliari, angolo, torna dentro Pellegrini. Ancora Carpineta.
Pellegrini ha recuperato, Ion lamenta un dolore al dito su quel contrasto. Mendes, arriva Pellegrini a gran voce, la mette in mezzo per Vecchione. Salvataggio di Cimarosa, 35 secondi. Cagliari che nel finale prova a rendere meno pesante il passivo, che alla fine è effettivamente abbastanza pesante, perché giochi una partita conscio che non la puoi perdere anche in un certo modo. Il 2-10 chiaramente fa male. Valendino, Ion, Mendes intercetta in mezzo col tacco. Vecchione che strappa l'applauso finale al pubblico, strappa un sorriso. Per lei anche una partita molto difficile, una magra consolazione. Trova un gol così di tacco per il 3-10. «12 secondi, vediamo se gioca il CMB, direi proprio di sì. Renatigna allora con l'ultima azione, con l'ultimo tentativo, alto sopra la traversa. 6 secondi allora, il Cagliari vuole attaccare. Il finale arrembante del rossoblu con Vecchione, trattenuta, non c'è più tempo, non c'è fischio e allora finisce qua il CMB. Resta inarrestabile, neanche l'area sarda ferma la corsa della squadra di Massimiliano Neri, che continua a guidare questa Serie A. Il Cagliari ha giocato il lampo all'inizio, il colpo a sorpresa con 1-0, poi ha dovuto subire i colpi forti del CMB. Finisce 3-10 per CMB. I gol 4 di Renatigna, 3 di Marta, poi hanno completato l'opera Butimava, Ninè e Carpineta. Per il Cagliari le reti, oltre di Pellegrini, di Filippa Mendes e Vecchione. Il saluto delle due squadre al pubblico, il saluto nostro a chi ci ha seguito su YouTube. Un ringraziamento naturalmente ad Alberto Tosini che ha avuto cura della diretta. Da Luigi Falqui è tutto, buona domenica.